Salve, sapete come si crea una murrina, si prepara la carta, si realizza un mosaico o si restaura il legno? Sono lavorazioni artigianali di lunga tradizione che richiedono non solo perizia e abilità, ma anche creatività e sensibilità artistica. 4 maestri artigiani della nostra città mettono a disposizione il loro sapere a chiunque sia interessato a conoscere il loro mestiere o a muovere i primi passi per impararlo. Le organizzazioni di volontariato ADA, Associazione per i diritti dell'anziano Veneto, e il Granello di Senape, in collaborazione con il Centro Servizi di Volontariato di Venezia e con le associazioni Nicola Saba e Voci di Carta, nell'ambito del progetto Arti e Antichi Mestieri, propongono 4 video in cui Fernando Masone, nel suo laboratorio Galleria alla Giudecca, mostra come fabbrica a mano la carta, che poi utilizza per opere d'arte sue e di altri artisti, gioielli, preziosi quaderni. Pino Inzerillo, che nella sua bottega Laboratorio L'Albero a Castello crea accessori e piatti in vetro millefiori. Giovanni Cucco, maestro veneziano mosaicista, caporestauratore dei mosaici della Basilica di San Marco, nella sede dell'Associazione ADA in Campo San Luca, spiega i rudimenti di quest'arte. E poi Antonio Pistis, esperto nell'arte dell'intarsio su legno, nell'aula laboratorio dell'Istituto Comprensivo Giulio Cesare a Mestre, introduce alcune nozioni di restauro. Non si tratta di tutorial, ma di percorsi laboratoriali che possono diventare un'occasione per apprezzare l'arte veneziana, un hobby per il tempo libero e soprattutto un'opportunità per iniziare un percorso di formazione al lavoro. In questo tempo di confinamento possono servire a rinsaldare i legami associativi e creare una comunità anche all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore. Per questo chi è interessato a partecipare a degli incontri online o, quando sarà possibile, a seguire dei corsi in presenza, può chiamare il numero 041 23 79 761 dalle 10 a mezzogiorno, dal lunedì a venerdì. Il progetto prevede infatti un supporto e consulenza sugli strumenti di comunicazione interattiva per tutti quanti non ne abbiano dimestichezza. Buongiorno, sono Fernando Masone e vivo alla Giudecca e ho questo laboratorio dal 2004 che sono qui. Faccio la carta dal 1989 e è nata questa esigenza per dei lavori personali a livello di grafica. Avendo un'esperienza in ceramica diciamo che la grafica tradizionale era troppo piatta per me e quindi avevo bisogno di qualcosa che mi portasse a rilievo. La carta tradizionale, anche se è di ottima fattura, dopo un certo rilievo si rompe la fibra. Facendo un corso con un assistente alla Scuola Internazionale di Grafica nell'89 e ho fatto l'assistente a un'artista spagnola, Consuelo Vallina, e ho conosciuto la tecnica della lavorazione della carta fatta a mano. Ne ho fatto tesoro, ho fatto le mie ricerche in seguito sia per il tipo di fibre, per i collanti e la materia prima, diciamo. E sono riuscito a fare una carta adatta a tutti gli usi artistici, ma soprattutto potendomela lavorare e collare come voglio, riesco a fare dei lavori a rilievo che erano quello che io cercavo con la materia prima, con la carta, e quindi sono riuscito a realizzarli. Diciamo che è un mestiere questo qui, il mestiere antico. Ho ripreso, diciamo che la lavorazione della carta l'hanno inventata i cinesi nel 105 d.C., ha avuto vari sviluppi per tanti secoli,
è arrivato a noi tramite gli arabi e poi le prime cartiere in Europa sono state prime a Palermo per l'Italia, Giardini in Spagna e dopo diciamo la lavorazione a telaio è la stessa, poi le varie tecnologie si sono sviluppate poi nel tempo e ogni artigiano poi fa la carta in base all'uso che gli serve. Eh, Quello che posso mostrarvi, che vi mostro adesso, è come con pochi mezzi si possono si può fare un mestiere che riprenderlo a livello artigianale, artistico, per riprodurre sia cose tradizionali e non. Io personalmente amo la materia e quindi la carta la uso come materia che va sia dal foglio singolo, dal foglio da carta da lettera, carta da stampa e come oggettistica, ci si può rifare di tutto. L'importante è essere padroni della materia. Allora adesso vi faccio vedere come possiamo realizzare dei fogli di carta fatta a mano che partiamo da una cellulosa di cotone che viene sfibrata, poi si aggiunge colle fissativo per renderla impermeabile e anche perché ci si possa lavorare, usando appunto questo è il telaio, questo è il cascio, e quindi la mettiamo nella vasca e poi formiamo i fogli, li mettiamo sui feltri e poi dal feltro vanno sotto la pressa e si lasciano una notte in modo che possa scolare più acqua possibile. Poi si vanno ad asciugare, e una volta asciutte dopo uno li utilizza in base all'uso per cui sono stati preparati. Questo è il telaio, questo è che serve per trattenere la polpa e fa uscire l'acqua. Questo invece è il cascio che serve per la dimensione del foglio e trattiene la polpa. Poi si toglie il cascio, si fa scolare l'acqua il più possibile in modo che il foglio viene il più uniforme possibile. Dopo lo passiamo lo trasportiamo sul feltro. È un feltro di lana che serve per trattenere la polpa quando si pressa e far uscire tutta l'acqua. Ecco, questo è un foglio. Quelle che vedete, i segni lì, sono delle filigrane che dopo si vedono in trasparenza una volta asciutto il foglio. Poi ci si mette un altro feltro sopra e si mette sopra un altro foglio. Una volta realizzati i fogli, vanno su una tavola e vanno sotto la pressa, vengono pressati.
Allora, una volta realizzati i fogli che si sono asciugati e che sono preparati in base all'uso che ne devo fare, ci si possono fare dei fogli semplici per acquerello, per stampa o per incisione, tipo le incisioni acquaforte, acquatinta, tecniche tradizionali, oppure, ma personalmente diciamo che questa tecnica è nata, almeno per le mie esigenze artistiche, per fare questi lavori ad alto rilievo. Quindi partendo dal modello che mi preparo, dopo vado in fonderia, mi faccio fare una matrice in negativo, in alluminio, bronzo o quello che uno vuole, e poi, vedete, con il torchio faccio queste stampe colorate, io le chiamo, sono delle stampe modellate, queste qui, che le chiamo io, perché non è solo base altezza, ma c'è il volume della tridimensionalità, queste qui. Poi ci faccio anche delle carte da lettera, che uno la apre così, ci può scrivere tutta la pagina dentro, poi se la chiude, così, oppure soggetti veneziani, come il Leone di San Marco, questo qui, e altre forme diverse. Si possono realizzare dei quaderni, dei piccoli quaderni, piccolo, grande, di varie dimensioni, quindi prediligo i soggetti classici che sono a livello commerciale, sono più apprezzati, diciamo, e la gente si riconosce nel classico invece dell'astratto, diciamo. Queste qui. Poi sono quaderni più grandi, oppure ci si possono fare anche dei volumi, come vedete, delle lampade, sono delle scarpe che sono delle sculture che ci vanno bene sia come arredamento, ma anche per metterci dei fiori secchi o altre composizioni. E poi quelle piccoline come auguri di buon proseguimento nel percorso della vita di chi la riceve. E poi ci realizzo quadri, come vedete, quadri sono sia paper mosaico, oppure che un'altra tecnica personale che per realizzare questi lavori, oppure ci faccio dei bassorilievi, delle carte libertine, o ci faccio altre cose. Si possono realizzare anche dei gioielli, si può fare. L'importante è essere padrone della materia, che vi permette di mettere in pratica quello che la fantasia di ognuno ci permette di fare. E quello che posso consigliare ai giovani di credere in quello che fanno, di non arrendersi mai e devono essere le prime persone a credere nella propria attività, di non lasciarsi condizionare dal mondo esterno e proseguire per la propria strada. Quindi vi auguro a tutti di iniziare presto un'attività artistica artigianale e entrare nel mondo sia creativo ma nel mondo del lavoro. Fernando, cos'è la creatività per te? Per me la creatività è tutto ciò che ogni essere umano riesce a realizzare con le mani e con la testa, oltre a quello cioè a mettere in pratica quello che nel conscio e inconscio riesce a realizzare, a materializzare.